Come tutti sappiamo, l'universo è fatto di pianeti, di stelle e di petrona. E proprio uno di questi ballatoni cosmici sta per fare visita al nostro amico Carluccio. Siccome era il 10 agosto, Carluccio aveva fatto un evento su Facebook e si sono ricogliuti una poco di picciottonazzi. Tra un brindisi e un altro e una calata di sambuca o di birra attorronata, tutti aspettavano che cadevano le stelle per esprimere il proprio desiderio. Suo picciottiad cercava di fare amicizia con questa comaica, ma siccome sparava a fissare il cubotto, non se lo calcolava nessuno. Nel frattempo, un petrone spaziale camminava a senso unico verso la Terra e Carluccio ogni tanto dava un'occhiata verso il cielo per controllare le stelle cadenti. Che ci sono pezzi di balatone con sandro nero e venna scoppano nella terra. Tutti dicono che è bella la stella cadente. Una volta mentre stava zappando terreno, mi girava e mi trovavo una eravanzi. A passare un motozappo e mi fa filmare. Ma di sopra la benzina non beroneado. Mentre Carluccio si calava il tavernello, ha deciso di abbordare una picciottiera che si aveva messo di lato perché, ci avanzavano delle arie. Nel momento in cui Carluccio ci stava domandando il numero di telefono, un balatone extraterrestre pigliò un chino. Chi c'è proprio a tasso? Cioè, in gergo tecnico come lo può spiegare? Forse quando spiegare a scuola io mi cavo malato, questa era la taverna. Cercavo pure un nuovo libro ma non c'è messo. Lo possiamo definire col più ballatone cosmico ma non lo so se è giusto. Comunque una cosa è sicura, se morì subito.